Il Veneto non fa incetta. La visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi a Treviso non ha premiato la Marca, ma la soddisfazione rimane uguale. Stiamo parlando delle nomine da parte del Consiglio dei Ministri dei 35 sottosegretari e 9 viceministri. Il Veneto è riuscito comunque a piazzare nella squadra di governo ben 4 veneti. Per alcuni si tratta di riconferme, per qualcun altro di una new entry. Confermato all'economia il veneziano Pierpaolo Baretta del Partito Democratico e il nuovo entrato sempre veneziano Enrico Zanetti di Scelta Civica. New entry in quota NCD la Padovana e Presidente della provincia Barbara Degani, sottosegretario all'ambiente. Contenta, il lavoro di squadra è stato premiato, soprattutto il lavoro di squadra dei consiglieri regionali e dei parlamentari veneti che hanno voluto questa mia candidatura e quindi ovviamente una grande soddisfazione, spero di poter essere utile al Veneto. In partenza per Roma per ricevere l'incarico Barbara Degani è particolarmente emozionata, in particolare dopo la telefonata dello stesso leader Angelino Alfano. Ho ricevuto la telefonata di Angelino quando era finito il Consiglio dei Ministri che esprimeva viva soddisfazione per il risultato, allora davvero ringraziato perché per noi era importante come nuovo centrodestra, vista che i consiglieri regionali e anche i senatori veneti si erano esposti, arrivare ad un risultato e il risultato l'abbiamo ottenuto. Altro veneto nominato il sottosegretario bellunese, anche se da adozione bolzanina, ed eletto in Trentino il 58enne Gian Claudio Bressa, in quota al Partito Democratico, a lui gli affari regionali. È sicuramente una cosa positiva, ma non è poi tanto diverso da quello che facevo prima, nel senso che quelle erano le cose di cui mi occupavo e siccome io non è che considero il Parlamento meno importante del governo, sono evidentemente molto soddisfatto. Bressa non è nuovo ad incarichi da sottosegretario e la sua esperienza sarà utile soprattutto per i problemi della montagna. Delusioni invece per la Marca trevigiana che aveva coltivato fino all'ultimo la speranza di far entrare nella squadra del governo Renzi anche Simonetta Rubinato, sempre del Partito Democratico. Soddisfatto di queste 4 nomine anche il mondo dell'imprenditoria. Erano delle ottime nomine e promettenti per la tutela degli interessi della nostra regione che credo sia molto importante perché altre regioni sanno tutelarsi molto bene, anche noi dobbiamo riuscire, secondo me, a mettere le carte sul tavolo.